Bastano 12 mesi di separazione per il divorzio, 6 per quello consensuale, lo ha stabilito la legge entrata in vigore lo scorso 26 maggio, meglio nota come del divorzio breve. Gli esperti attendono un'impennata di richieste. Sembra quasi che potendo richiedere con più facilità il divorzio, la famiglia venga messa un po' in secondo piano. E sono molte le novità, a cominciare dalla possibilità di rivolgersi al proprio sindaco, veloce ed economico, basta una marca da bollo, 16 euro per cambiare vita. Quella davanti al sindaco di sicuro è un'innovazione, poiché prima l'unica strada percorribile era quella davanti al giudice. Oggi invece chi non ha figli minorenni e che comunque non abbia delle situazioni patrimoniali un po' più complesse può recarsi davanti al sindaco e chiedere lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili. E gli effetti sono importanti, lo dicono dall'Associazione Matrimonialisti Italiani. Ci sono 50.000 richieste in più rispetto all'anno precedente. Il 20% di questi sono di over 65, altro dato, il 60% delle donne è per la separazione, mentre la stessa percentuale fra i maschi è per il divorzio. L'Associazione Difesa dei Consumatori di Venezia in questo periodo sta seguendo una ventina di casi, ma in totale sono ben più quelli che hanno deciso di divorziare, 200 casi in 8 mesi a Venezia. Tanto lavoro per gli sportelli del comune, tanto che si è deciso di aprire una sede staccata a Mestre, e così, se i tribunali si alleggeriscono, gli uffici di stato civile si trovano a dover affrontare una gran mole di lavoro. L'incremento della richiesta di separazioni o divorzi fa presagire un autunno caldo.